cominciato in una compagnia da spettacolo nominata Capece, Umberto Capece, il capocomico, faceva il Pulcinella. Io abitavo a Piazza Indipendenza e dovevo fare andata e ritorno da Piazza Indipendenza al Solo Levera in Borgo Pio. E siccome era un po' lunghetta, chiesi al mio capocomico 2 soldi per il tram. Quindi erano 14 soldi alla settimana. Quando gli feci questa richiesta, il capocomico mi licenziò. Invece i giovani di oggi non hanno la passione che avevamo noi. Loro hanno solo l'avidità del guadagno, vogliono subito la macchina, la Cadillac, il successo, l'autografo, la fotografia sul giornale e quindi si dedicano alle canzoni e infatti abbiamo un'inflazione di cantanti. In Italia ce ne saranno 200.000-300.000, mezzo milione, non lo so, che sperano loro che uscite da un cosiddetto festival incidono 1 milione di dischi e guadagnano 700-800 milioni. E invece noi no, noi questo non ci pensavamo proprio, facevamo la fame.